Eccoci qua mister, questa volta l'abbiamo vista esultare insieme ai giocatori a fine partita sotto la curva, una liberazione, un 3-2 che ci ha permesso di portare a casa i 3 punti. Primo tempo con la doppietta di Sakayeva, poi non si è capito bene cos'è successo, il Porto ha forse per un po' smesso di giocare. Sì, sono quelle situazioni dove inconsciamente pensi che sia già vinta, per come avevamo fatto il primo tempo, uno dei più belli da quando ci sono io, secondo me. Abbiamo fatto 2 gol, abbiamo sfiorato il terzo in diverse occasioni, non l'abbiamo uccisa la partita e questo era un campanello d'allarme. Avevamo di fronte una ottima squadra che sta meglio di qualche settimana fa, lo sapevo. Avevo avvisato i ragazzi che non avrebbero mai mollato, hanno un passo diverso dal nostro, a centrocampo sono tutti veloci, brevilini, davanti idem e quindi siamo andati in difficoltà. Però dopo il 2-2 la squadra si è rimessa lì, abbiamo credo giocato di nuovo solo noi e come sabato scorso ho avuto la sensazione che di prepotenza siamo andati a prendere di nuovo questi 3 punti. Sì, si dice derby è sempre derby e così è stato, insomma. Sinceramente io sul 2-0 non la davo per finita perché so che si può aprire con niente e basta accorciare anche a 5 minuti dalla fine diventa una sofferenza e sofferenza è stata sugli spalti perché insomma questi 3 punti ne avevamo proprio bisogno. Domenica si va a Salzano e perciò lì si va con un po' più di tranquillità. Sì, un'altra finale. Partita difficile, sono vicini a noi, è una squadra ostica, da martedì penseremo a quest'altra partita, ci leccheremo le ferite. Allora, per fare un po' l'avvocato del diavolo, abbiamo peccato in qualcosa? Sul 2-2 è per merito degli avversari o un qualche demerito nostro che è da correggere e da guardare in settimana? Sì, abbiamo fatto degli errori nelle letture. Ripeto, lì poi è sempre in mezzo la verità, no? Siamo calati noi mentalmente secondo me e quindi loro poi sono bravi a non mollare mai e quindi ci hanno messo in difficoltà, l'hanno recuperata la partita, però ripeto i derby sono anche così, sono difficili da leggere, sono molto emotivi, quindi... Come ha detto lei domenica scorsa, godiamoci questa vittoria. Sì, assolutamente. Grazie mister. Mille, grazie.